This is a story of a paradise lost. This is the story of Sardinia, an island off the coast of Italy, the fairy tale place where I grew up. After being away for 15 years, I've decided to move back and be closer to my family. Sa che ho visto già qualcosa. But I never expected to find Lisa, ferma. what was hiding on my island. Non andare troppo vicino. Due missili che si vedono proprio sulla roccia. Guarda su. Continua a girare. Prova sott'acqua. Nelle basi militari della Sardegna operano gli eserciti di mezzo mondo. La NATO, Israele, la Francia, la Germania, che vede la Sardegna come uno scenario di guerra vero e proprio. In quelle basi si sono utilizzati missili che hanno contenuti di uranio impoverito e di torio e che hanno costituito veramente un problema sul piano sanitario. Ci sono state diverse denunce, pastori e persone che abitano nei dintorni del poligono che si sono ammalate. Cerchiamo di fare il massimo, però alla fine il colpo parte, cioè non possiamo. I pastori hanno sempre lamentato anche un particolare problemi, malattie particolari e strane. Ci sono 800 micronanini nei nifonuri. Era pieno di queste nanoparticelle. Io non l'ho visto più, l'ho visto solo da morto. Il figlio si chiama Francesco, non è un numero, è una voce.